Questo inizio 2026 può essere definito con una battuta: anno nuovo ma problemi vecchi, se si pensa alle difficoltà di cui si devono far carico le imprese del nostro territorio per far quadrare i propri bilanci. Nel territorio dell'area metropolitana di Venezia i nostri associati continuano a segnalare un peso delle tasse importanti, un costo del lavoro che incide fortemente sui prodotti finiti e soprattutto costi energetici che non accennano a diminuire. La legge di bilancio del 2026 porta in dote alcune misure positive, penso per esempio all'iperammortamento, ma manca una strategia di lungo periodo, soprattutto se riferita al tema dei costi energetici. È importante sempre sottolineare che in Italia un'impresa paga l'energia elettrica 3 volte quello che paga un concorrente francese e allo stesso modo in Spagna l'energia elettrica per le imprese costa la metà di quanto non costi in Italia. A nostro parere la soluzione è ripensare a uno strumento sul modello del piano transizione 5.0 con fondi nazionali, con modalità meno burocratiche, soprattutto favorendo lo sviluppo di soluzioni digitali innovative, al fine di favorire la competitività del nostro sistema di PMI. Altro tema centrale di questo 2026 è il personale. Tanto in ambito manifatturiero quanto in ambito industriale dei servizi, le aziende faticano a trovare le risorse necessarie. I principali report ci confermano quanto lamentato dalle nostre aziende. 1 su 2, il 50%, non trova i profili che cerca, soprattutto quando parliamo di personale specializzato. Su questo, come Confapi Venezia, stiamo cercando di dare risposte concrete, attivando collaborazioni con gli istituti professionali e tecnici del territorio, dando vita a corsi formativi per figure specializzate che poi verranno inserite in tirocinio presso le nostre aziende. Ne sono testimonianza, per esempio, il logistic manager dell'ITS Marco Polo e lo sviluppatore software dell'ITS Mario Volpato. È una linea questa che andrebbe ulteriormente rafforzata, un patto tra istituzioni, scuole e aziende. Un ulteriore aspetto chiave per questo 2026 è il prodotto interno lordo. Nel 2026 il PIL nominale dell'Italia supererà infatti i 2.300 miliardi, questo grazie agli investimenti del PNRR e a consumi in leggero recupero. L'Istat prevede un aumento del PIL per il 2026 appunto del più 0,8%. Se a livello regionale lo sviluppo del nostro paese nel 2025 è stato trainato dal Veneto, per il 2026 le previsioni ci dicono che la nuova locomotiva d'Italia sarà l'Emilia-Romagna. Questo è un dato che deve, a nostro parere, far riflettere Palazzo Balbi per la futura pianificazione industriale. Le aziende su questo fronte sono seriamente preoccupate da quanto sta accadendo anche a livello internazionale, con ripercussioni sul nostro export e il tema dei dazi che si fa sempre più preoccupante. È quindi necessario porre al centro le filiere che coinvolgono le piccole e medie imprese del territorio della città metropolitana di Venezia.